Certamente in tutto il mondo è conosciuta la bandiera dell'Europa, ma pochissimi sanno come è nata questa bandiera. La bandiera europea porta una firma illustre, la firma della Madonna. Vi racconto come. Nel 1950 il Consiglio d'Europa bandì un concorso per avere dei bozzetti per scegliere una bandiera dell'Europa. Ebbene, vennero presentati migliaia e migliaia di bozzetti, ma ce ne fu uno presentato da un giovane pittore di nome Arsène Heitz. Mandò un bozzetto con uno sfondo azzurro e 12 stelle. Perché? Come nacque questa idea? Lo stesso autore l'ha raccontato. Stava leggendo la storia delle apparizioni mariane a Santa Caterina Labouré del 27 novembre 1830 e volle procurarsi la medaglia cosiddetta miracolosa, nella quale si vede l'immagine di Maria con 12 stelle attorno alla testa. E quelle 12 stelle lo colpirono così tanto da finire nel bozzetto della bandiera europea. E cosa accadde? Tra migliaia, migliaia e migliaia di proposte, con sorpresa dello stesso autore, il Consiglio d'Europa scelse proprio il suo bozzetto. E vale la pena sottolineare che il responsabile della commissione giudicante era un ebreo, Paul-Michel Gabriel Lévy, direttore del servizio stampa e informazione del Consiglio d'Europa. Ciò dimostra che la scelta non avvenne per motivi confessionali, bensì con assoluta libertà. Non solo. Quando Arsène Heitz disegnò 12 stelle sulla bandiera europea, gli stati del Consiglio non erano 12 e qualcuno lo fece notare, ma intervenne Paul-Michel Lévy per spiegare che il numero 12 rappresenta un simbolo di pienezza e infatti quando gli stati membri dell'Europa finirono per superare il numero di 12, le autorità comunitarie stabilirono ufficialmente che il numero delle stelle della bandiera era quello irreversibile. Ma c'è un altro particolare, di rara bellezza. La bandiera azzurra con il cerchio di 12 stelle venne adottata ufficialmente l'8 dicembre 1955, festa mariana per eccellenza. Non è un segno? Quando vediamo sventolare la bandiera europea, ricordiamoci che lì c'è un messaggio di Maria. Maria che ci disse: attenti europei, non dimenticate le vostre radici cristiane.